Il territorio agricolo delle valli del Natisone o Benecia, come peraltro ogni altro territorio coltivato, è stato costruito attraverso l'opera del contadino che ha trasformato sostanzialmente l'aspetto naturale in costruzione. Innanzitutto la rete dei sentieri collegavano i paesi con il fondovalle, i paesi fra di loro, portavano nei campi, nei prati, si conduceva il bestiame al pascolo. Il fienile, che era costruito nei castagneti, nei prati, era una piccola costruzione incavata nel terreno, unicellulare con un'unicostanza. Servivano questi fienili per il deposito del fogliame, per la formazione dello stallatico, e il piano del sottotetto per il deposito del fieno che veniva falciato nei suoi dintorni. Un altro interessante edificio è la cascia. Serviva per il deposito dei prodotti agricoli, sotto patate o prodotti di questo genere, sopra nella stanza contornata in legno invece per castagne, mele e tutti i prodotti, diciamo così, frutticoli. L'ultimo edificio, diciamo agricolo, molto interessante, è invece il Cosolez. È interessante per vari aspetti. Uno è un edificio che si trova solo nell'area etnica slovena, quindi è quasi un marcatore etnico. Un secondo aspetto è l'essenzialità costruttiva. 4 o 6 pilastri, soppalco interno, sulle pareti rastrelliere con pertiche in legno e ha questo carattere di essere un edificio chiuso e aperto. Se noi pensiamo che sulle pertiche, sul perimetro esterno, veniva poi messo i prodotti ad essiccare, ci si può trovare in una stanza chiusa, ma anche all'aperto quando questo venivano tolti. Inoltre ci può immaginare rispetto al tipo di prodotto di essiccazione, diciamo il fieno, il frumento, il grano turco, cambiava il colore, cioè l'edificio assumeva una diversa colorazione. Quindi tutti questi aspetti fanno del Cosolez, io l'ho chiamato in un libro che avevo pubblicato 20 anni fa, il monumento dell'architettura rurale.